Salve a tutti, bentrovati nella trasmissione di Qui Sicilia, l'appuntamento settimanale sul canale YouTube del Laboratorio Politico Alba Siciliana con chi vi parla e l'amico Salvatore Ginaprelli. Ben ritrovati. Allora, innanzitutto Salvatore, già l'altra volta avevamo ringraziato il nostro ex nonno banchiere indimenticabile perché si erano smosse un po' le acque, insomma, ma è andato decisamente oltre quanto ci potevamo aspettare da lui per ravvivare le nostre settimane. Si è superato, insomma, decisamente. I numeri fuori dal comune, voglio dire, ha messo in discussione tutto il nostro establishment per rinvigorire quest'estate un po' moscia, diciamo. Secondo te tutto ciò è parte di una sapiente formula di intrattenimento o c'è qualcosa che sta andando un po' fuori controllo, insomma, o era tutto previsto? Tu che sei maestro di cospirazione. Grazie per il maestro di cospirazione. Sicuramente qualcosa è andato storto, però non vorrei che, com'è che in Gran Bretagna Johnson è scappato via e Macron ha perso la maggioranza in Parlamento, non ci sia dietro una sorta di escamotage per andare via perché la nave sta affondando. Che sappiamo, poi voglio dire, queste elezioni che prima dovevano essere il 25 di settembre, ora forse hanno portato il 2, non si è capito quando si fanno. Forse qualcuno ha scritto è una mossa strategica perché movimenti che non fanno parte della solita cerchia non avrebbero il tempo di raccogliere le firme sufficienti per presentare liste e simboli diciamo che potrebbero orientare un certo tipo di elettorato deluso, eccetera. Certo è che siamo nella fossa IMOF e basta. Beh, noi facciamo appunto delle ipotesi e anche quest'ultima che dicevi che si sia trattato di un'accelerazione per prendere un po' in contropiede quel processo di consolidamento che appunto stava comunque avendo luogo per forza, è tutto possibile. Però quello che ha stupito in realtà è stata, secondo me, la contraddizione tra dichiarazioni sulla necessità di non fare salti nel buio, l'irresponsabilità, tutto quell'armamentario che ti ricordi era stato tirato addosso, per esempio, a Renzi quando uscì dal secondo governo Conte e diceva ma come irresponsabile, eccetera, eccetera. Oggi in realtà nessuno ha fatto ciò. È stato il Presidente del Consiglio a non ritenere sufficiente la maggioranza che ha avuto, però tu la maggioranza ce l'hai, poi dici non basta, non lo so, volevo il 1000 per 1000 e quindi non ti sembra che questo sia un po' in contraddizione con ciò che si era sempre detto, no, non è il momento, ma che scherziamo, cioè sembra quasi che non vedesse l'ora di chiudere la baracca e questo è strano da parte loro. Draghi, l'ho sempre detto, non ha nessun interesse a rimanere ingabbiato in queste cosucce da cortile. Per lui l'Italia è un cortile, quindi ha ben più alte aspirazioni.
aveva accettato perché aveva una missione dall'Europa, da quello che è le lobby che doveva completare la svendita. Quindi ora, siccome le cose stanno andando male, per cadere all'impiedi o perché già magari ha il posto già pronto, ha mollato. E poi non ci sono state tutte queste dichiarazioni perché secondo me, essendo che c'è un'ampia maggioranza, quindi sanno bene che se non ci sono i numeri per fare un eventuale nuovo governo dopo le elezioni, gira e gira sono sempre gli stessi attori che dovranno mettersi d'accordo. Già c'è chi che parla addirittura anche dopo l'elezione, di un Draghi 2, ammesso che vingano questi che appoggiano Draghi. Se dovesse vincere il centrodestra, Forza Italia vorrebbe Draghi come Presidente del Consiglio, bisogna vedere come la vede Fratelli d'Italia, visto che fino a questo momento è stata all'opposizione. Oppure, come sempre dico, non cambia niente perché è un cambio di testimone in una gara a staffetta. In tutto ciò, proprio ultima notizia più recente, anche questa insomma complica un po' il quadro, anche se riguarda la vita interna di un partito. Berlusconi che si dissocia. Noi abbiamo sempre pensato che Forza Italia fosse Berlusconi, non riuscivamo mai a distinguere le due entità. Ma c'è da dire che Berlusconi non è eterno, ha la sua età e quindi in qualche modo forse sta prendendo le distanze per dare spazio a qualche altro. Poi può essere anche non d'accordo per non cozzare contro altri amici che gli garantiscono altro, sia dal punto di vista economico, finanziario che di altra natura. Ma allora cerchiamo di andare con ordine, così in questo guazzabuglio quantomeno evidenziamo anche il crollo di alcune certezze, diciamo, o di alcuni punti fermi per chi basava le proprie scelte o le proprie aspettative su quei punti fermi che non ci sono più. Noi partiamo sempre dall'ambito regionale della Sicilia e allora dobbiamo prima di tutto dire questo, secondo me, che si era stabilita una teorica tabella di marcia che, avendo spostato, prevedendo le elezioni nazionali all'anno seguente, alla primavera forse del 2023, come appuntamento più vicino poneva le elezioni in regione, quindi per il rinnovo della presidenza della regione. E allora quello che si poteva appunto sistemare, vedere un po' nelle alleanze, nella sfida appunto in Sicilia, faceva però capo comunque a un qualcosa che stava lì, il governo Draghi, questo campo diciamo esteso, direi molto trasversale, la figura autonoma insomma per modo di dire, ma comunque di rendita di posizione di Fratelli d'Italia, quello che sapevamo. E sappiamo già che una vittima quasi certa del cambiamento brusco che è avvenuto a Roma ce l'abbiamo anche qui. Questa vittima si chiama Campolargo, e cioè quella specie di strano ibrido che era venuto fuori con l'idea delle primarie di questo Campolargo, appunto, che vedendo il PD come elemento organizzatore, qualcosa alla sua sinistra e la presenza del Movimento 5 Stelle, voleva tirar fuori un candidato condiviso. Però sono successe queste due cose: uno, che il Movimento 5 Stelle si è diviso in sé e quindi chi è che ha diritto? Certo, teoricamente la continuità è di Conte e non certo dei seguaci del Ministro degli Esteri, però i seguaci del Ministro degli Esteri appunto erano comunque alleati anche del PD nel governo Draghi, quindi questo poneva anche una forma di imbarazzo, se vogliamo, per il PD, che dice: noi stiamo designando il candidato
per la Sicilia senza tener conto di questa componente che se n'è andata dal Movimento 5 Stelle, ma con la quale noi siamo molto più d'accordo di quanto non siamo con Conte, ovviamente. Però anche questo problema è stato, se vogliamo, superato dagli eventi, perché non esiste più un governo Draghi. E quindi, se non ho capito male, non so se tu hai avuto qualche segnale in questo senso, lì probabilmente non andrà in questa maniera questa candidata dei 5 Stelle o Fava o la candidata Chinnici, insomma si dovrà un po' rivedere tutto quanto, ma anche perché tra l'altro sul piano tecnico, pratico, organizzativo le due cose si vanno a sovrapporre. Se avevano solo le segreterie il problema di definire le liste dei candidati nelle varie province, adesso chiaramente anche per gli stessi candidati, per alcuni giustamente c'è la tentazione di dire: ma aspetta, mi gioco posto all'Assemblea regionale, al Parlamento, oppure mi gioco il posto al Parlamento nazionale? Qualcuno può aspirare anche a questa eventuale alternativa forse più attraente, immagino, nella gerarchia della carriera politica. Ecco, questo è quello che io ho visto nel contesto del centro-sinistra. A destra non saprei, sinceramente, questo penso che lo vedremo a strettissimo giro, se verrà a favorire in qualche modo un avvicinamento più strutturale tra le varie componenti. Tra l'altro abbiamo a questo punto la certezza che il presidente uscente Musumeci non è più una figura autonoma, per quanto lo potesse essere, ma a livello individuale almeno, dalla politica nazionale, perché ha aderito a Fratelli d'Italia. Il suo diventerà bellissima, non si sa che fine fa, e quindi di fatto ha messo se stesso nelle mani di scelte che sono esplicitamente, insomma, dettate da altri contesti. Tra l'altro sappiamo che questa è la regola, sostanzialmente, che non viene neanche presa così, viene accettata in maniera totalmente succube, e posso dirlo per quanto riguarda per esempio il partito di Paragone, che pochi giorni fa ha avuto la discesa appunto del signor Paragone, che ha stabilito chi era il loro candidato. Adesso doveva esserci una conferenza stampa, insomma, in questi giorni per definire anche la lista, ma insomma tutto calato dall'alto. Io posso sempre dire quello che penso in questi casi. Credo che proprio lo scollamento e le cose calate dall'alto siano una delle cause della distanza crescente tra i cittadini e la politica. Non l'unica sicuramente, ma una abbastanza importante. Per cui cosa significa poi quando accade questo? Significa che le scelte che poi vanno a definire anche la qualità di una classe dirigente sono state fatte pensando a tutt'altro e a tutt'altri. Quindi poi anche un sindaco, non solo un presidente della regione, eccetera, te lo ritrovi tu che sei residente in quella realtà, però appunto è avvenuta questa scelta per accomodare qualcuno, per equilibri di altro genere, quindi non era affatto ciò che effettivamente poteva nascere, anche con l'errore, ma comunque con una responsabilità dell'area interessata. Allora, quando parliamo di sovranismo, secondo me dobbiamo anche renderci conto che esiste un sovranismo a livello federale, se vogliamo, perché altrimenti è il sovranismo dei partiti, ma non il sovranismo dei cittadini, quello che viene ad emergere. Secondo te, Salvatore, ci sarà una sorta di messa in discussione, insomma, come la vivranno questi vari partiti, la figura di De Luca, in che modo potrebbe influenzare questo notevole evento nazionale, quello che stava avvenendo qui? Ci sarà una conseguenza oppure andrà tutto per la sua strada, ammesso che ce ne fosse una? No, penso che la novità a livello nazionale scombina un pochettino le carte. Come dicevi tu, io la candidata che era del Movimento 5 Stelle, non so, nelle primarie del centro-sinistra, non so se è rimasto con Conte o è passato con
il ministro degli esteri. Di certo, se è rimasta con i 5 Stelle, non può essere un interlocutore del PD, perché di fatto sono stati loro a causare, ad accelerare comunque la caduta del governo. A meno che questa non fa il triplo salto mortale e entra a far parte direttamente nelle liste del PD, nelle file del PD. A livello invece del centrodestra, io penso che questa situazione possa rivalutare la posizione del presidente uscente Musumeci, perché Musumeci è portato da Fratelli d'Italia, i sondaggi lo mettono come primo partito e quindi potrebbe spingere per Musumeci, anche se devono fare i calcoli se dopo la disastrosa amministrazione di questi 5 anni ne valga la pena. Però del resto poi chi c'è? De Luca io non ho capito da chi è portato, sostenuto. C'è qualche movimento locale che pare che gli stia dando fiducia, però non so effettivamente il peso che possono avere. Quindi non so se dietro ci fosse, ma a conti fatti, se il centrodestra va unito, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, se per caso De Luca aspirava in un appoggio della Lega, penso che a questo punto è messo anche in discussione anche questa candidatura, perché deve trovare qualcosa che lo possa, insomma, sostenere, almeno per non fare risultati dello 0, Riflettevo anche su un altro aspetto, parlavi della Lega. Proprio ieri lungo la Catania-Ragusa ho visto un grande cartellone elettorale per le regionali, forse il primo tra i primi, insomma è stato uno in largo anticipo, un certo candidato che si chiama Ragusa, con il grande simbolo, questo simbolo del travestimento della Lega, prima l'Italia mi pare che sia, che già alle scorse amministrative l'abbiamo visto a Palermo, è questa specie di strana appunto forma di negazione di se stessi, per cui Salvini viene in Sicilia possibilmente a presentare questo simbolo e non hanno giustificato in maniera convincente la necessità di questa strana cosa. Io credo che sostanzialmente sia la presa d'atto che per stare in piedi una rappresentanza che si riferisce al progetto salviniano nazionale qui in Sicilia ha avuto bisogno di talmente tante trasfusioni e trapianti tipo Frankenstein prestati da altre realtà politiche locali, il mondo degli ex lombardiani e compagnia, che in pratica chiamarlo Lega veramente sarebbe stato una battuta di spirito. Quindi è un'altra cosa che sta lì e gioca a fare un po' la stampella, insomma, così come ha permesso a questo simbolo di avere un minimo di rappresentanza a Palermo invece di scomparire come forse era destino. Quindi nel contesto siciliano la Lega forse la lascerei un po' dove merita in un certo senso. Quello che mi chiedevo invece era un po' un'impressione per l'elettore, no? E anche da parte di chi dibatterà, diciamo, della campagna elettorale, cioè dovendo andare a rinnovare contemporaneamente le due entità istituzionali, e sappiamo, come è ovvio, anche per le questioni in ballo, anche a livello internazionale, eccetera, che il governo di Roma, insomma, è determinante su tanti aspetti che poi ricadono sulle varie regioni. Sarebbe un po' come dire che delle due elezioni, una delle due diventa un po' subalterna in sé. Cioè, piuttosto che interrogarci, come giustamente stiamo cercando di fare, se sarà più favorito Musumeci o De Luca, visto che contemporaneamente abbiamo questo buco, questo vuoto politico a Roma, forse
sarebbe il caso di chiedersi chi sarà il Presidente del Consiglio, no? Cioè una cosa mette un po' in ombra l'altra, per evidenti motivi di peso specifico in un certo senso. Quindi le elezioni regionali forse rischiano di finire un po' in sordina anche nell'attenzione della cittadinanza. Non pensi che possa succedere questo? Ma a livello nazionale, se il primo partito si conferma come i sondaggi Fratelli d'Italia, è chiaro che pretende di essere la Meloni come Presidente del Consiglio, o quantomeno qualcuno scelto da Fratelli d'Italia, penso. Poi certo, le regionali andrebbero in secondo ordine perché ovviamente l'evento nazionale cattura le attenzioni maggiori dei partiti. Questo purtroppo, come si dice, non ci possiamo fare nulla, vediamo in che senso e in che misura diventerà un fattore che influenza questo momento e influenza il comportamento. Una cosa forse aiuterebbe, non so, noi parliamo spesso dell'astensionismo. Secondo te fare l'election day, come si dice, e con regionali più nazionali, non so se sia possibile, se è mai successo, forse sì, aiuta un pochino la partecipazione? Potrebbe agevolare, però secondo me non li faranno coincidere. Non li faranno coincidere per ovvie ragioni. Perché differenziandole si vede l'andazzo alle elezioni per esempio nazionali e di conseguenza si aggiusterà il tiro, si cercherà di aggiustare il tiro eventualmente o di cavalcare l'onda a secondo dei risultati di ciascun partito o movimento. Beh, quelle regionali sono state già fissate, se non ricordo male. Quelle regionali? Sì. Che dovevano essere fine ottobre, credo. Quindi dici fare prima le nazionali? Sì, però questo potrebbe essere se la data delle nazionali è rimasto il 25 di settembre, perché se all'inizio di ottobre allora tutto questo discorso che facevo io decade, perché poi i tempi tecnici per assestare le eventuali altre le elezioni da parte dei partiti è molto ridotto. Bene, noi su tutto ciò possiamo appunto soltanto rilevare questo fattore di messa in discussione, ecco, poi come si manifesterà adesso noi lo seguiremo in questi giorni. Ma io in particolare oggi volevo con te, Salvatore, passare un po' in rassegna, insomma fare un'analisi, se vogliamo, di uno dei pochi eventi della politica militante che ultimamente si è svolto. L'avevamo annunciato in varie occasioni nelle scorse settimane e finalmente è avvenuto a Napoli il secondo congresso nazionale di Ancora Italia. Il primo era avvenuto in condizioni quasi clandestine, insomma, nel periodo dei lockdown, eccetera. Veramente qualcosa di molto avventuroso. Questo secondo congresso si è svolto in modalità meno problematiche, tant'è che era anche possibile dalle varie parti del paese partecipare, insomma, senza tutti i problemi degli spostamenti, e anche questo contava. Ora, io mi sono posto un po' come dovere, tra virgolette, per poter farmi un'idea più completa, visto lo sforzo organizzativo, insomma, che bisogna riconoscere a chi lo ha messo in piedi, di seguire in differita, insomma, tutti i lavori. Sono stati 2 giorni abbastanza pieni e tutte le relazioni degli intervenuti. Tra l'altro, ecco, un carattere evidente che io mi sento di apprezzare è stata una forte collegialità, uno spirito molto plurale, che tra l'altro qualcuno giustamente ha anche sottolineato, non senza polemica verso altri soggetti, dicendo che il nostro partito non avrà mai un nome o un cognome nel simbolo perché non è proprietà di nessun individuo in particolare, quindi non si chiamerà Listadini o Pattosegni, o se ci ricordiamo, no?
tutte queste cose qua, o l'ultimo arrivato appunto che era abbastanza evidente, non era un riferimento storico ma di cronaca appunto alla Italexit con Paragone, insomma, come se fosse appunto lui la figura di leader assoluto, ecco. E invece appunto tra i comunisti di Rizzo, la Francesca Donato con il suo soggetto, gli ex 5 Stelle parlamentari, la Granato, Forciniti forse, ma sicuramente anche Cabras, insomma tante sensibilità che appunto si sono alternate a via di seguito. In tutto ciò, e credo che anche loro si trovino un po' con l'acqua alla gola, con i tempi un po' stretti proprio per questa accelerazione della questione nazionale. Sul piano regionale, sinceramente, non ho avuto ancora chiarezza di cosa intendessero fare, se proporre, se arrivare o riuscire almeno, perché poi bisogna riuscirci, insomma, raccogliendo le firme e tutto, delle candidature autonome per la Sicilia. Però un aspetto in particolare che io vorrei appunto esaminare è il rapporto tra la testa di un partito nazionale con le tematiche che affronta e la struttura nei territori, perché questa cosa è stata sottolineata al punto tale che la seconda giornata era tutta in grandissima parte dedicata ad ascoltare i singoli coordinatori di ogni regione. Il caso specifico ha voluto, diciamo, eccezione per motivi tecnici, che per la Sicilia non abbia parlato il coordinatore, tale avvocato Sparti di Palermo, perché ha avuto problemi con il viaggio di ritorno, l'ha dovuto anticipare, quindi era lì ma non ha fatto l'intervento. Però, se vogliamo dir così, a nome della Sicilia, dal punto di vista interno del partito, a parte la Francesca Donato, ha parlato Fabio Maggiore, detto Fabiuccio, pur non essendo un ragazzino, insomma, che è un intellettuale di Palermo che ha aderito a Ancora Italia e ha fatto il suo intervento, insomma, quindi in un qualche modo c'era. E io sono stato particolarmente attento a queste varie realtà regionali, così insomma sappiamo bene quante volte, Salvatore, ci siamo detti che le differenze dell'Italia sono tali al punto che quasi quasi non si può neanche più parlare di una nazione unica, insomma. E in effetti qualcosina si è visto anche in questo caso, perché molti, devo dire, non mi hanno informato sulla realtà del partito nelle proprie regioni. Facevano un po' dei discorsi a fotocopia della direzione nazionale, quindi sinceramente non ho saputo niente di più. Però vorrei sottolineare per esempio l'intervento del rappresentante del coordinatore della Basilicata, che invece in qualche modo ha inquadrato un po' la dimensione appunto territoriale, insomma, di questa regione in particolare, così come un pochino ha fatto anche il rappresentante della Calabria. Colui che si è proprio più espresso su questo piano della reale necessità che il partito si declini in forme specifiche a seconda del dove vuole attecchire è stato il coordinatore del Veneto, che è stato molto esplicito. Tu ne convieni, forse non era un caso, perché ha detto noi dobbiamo essere lo strumento delle istanze dei cittadini e non dobbiamo mai invertire l'ordine dei fattori, perché altrimenti i cittadini ci guarderanno come degli esseri estranei e totalmente inutili, che vogliono solo strumentalizzare in qualche modo il consenso senza dare nulla in cambio dal punto di vista di ciò che le realtà chiedono. Potremmo dire che è una banalità, forse sì, ma nella misura in cui viene costantemente disattesa e costantemente negata, non è più una banalità, sembra quasi una frase particolarmente innovativa e voglio sperare che appunto ciò venga preso ad esempio. Mi ha colpito anche positivamente l'intervento dei coordinatori del Lazio, che poi erano 3 tutti insieme perché anche di 2 province, insomma avevano fatto gruppo e sono stati gli unici a dare anche a snocciolare qualche dato
sul radicamento effettivo, no? Quante sezioni abbiamo aperto, in quanti comuni abbiamo almeno un iscritto, cioè alla fin fine per un'operazione di trasparenza, se non hai niente da nascondere, non dovresti, perché non dire, signore, siamo arrivati a tot mila iscritti in tutta Italia, siamo un po' sbilanciati in qualche zona, perché non dirlo? Perché tenere nascoste queste cose? In fondo può anche far capire dove c'è da lavorare di più e via di seguito. E soprattutto qualcuno sicuramente queste cose le saprà, quindi si crea sempre una sorta di camera oscura o stanza dei bottoni, mentre il popolo deve essere lasciato nell'ignoranza sostanzialmente. Ultimo aspetto che voglio sottolineare, poi Salvatore, se tu hai avuto modo di ascoltare qualcosa ti chiederò un parere, ma anche in generale su questa prospettiva, è stato l'intervento del coordinatore del Friuli, che ha toccato un tasto un po' dolente che forse, se ti ricordi, in qualche modo mi pare di aver espresso qui da noi, e cioè che siccome nell'apertura, nello sguardo aperto e ampio si era creato questo rapporto con il Partito Comunista di Rizzo, io ho pensato, non mi ricordo se l'ho detto, ma di sicuro l'ho pensato, che ciò implicava, secondo me, una necessaria e altrettanto aperta considerazione di esperienze che provenivano dal mondo della destra italiana nelle sue varie forme, perché non si vede perché non avrebbe dovuto esserci questo fatto. Bene, il coordinatore del Friuli Venezia Giulia è stato molto aggressivo su questo punto. Tra l'altro ha citato il fatto che dice, provenendo da Trieste, non è che io posso star qui a battere le mani di fronte a simboli ideologici che hanno costituito nella nostra storia novecentesca pagine particolarmente tristi. Insomma, parliamo dell'immediato dopoguerra, parliamo della Jugoslavia, insomma, vabbè, ci siamo capiti, voglio dire. Quindi a maggior ragione dice, se io mi devo sopportare, diciamo, questo tipo di revival, voglio che altrettanto spazio godano altre eredità di segno opposto. È chiaro che è una sfida rischiosa, perché rischi che infilando tutto dentro poi mettono le corde del ring per incontri di box e finiscono diciamo a pugni. Non lo so, è un'operazione complicata, però una volta che lo fai da una parte sarebbe giusto insomma, effettivamente essere più equi. Queste sono un po' le mie osservazioni su questa esperienza, appunto, che sta avvenendo. Tu, Salvatore, gli hai dato un'occhiata, insomma, ne hai percepito qualche minimo fattore di interesse? Allora, non ho dato un'occhiata, non ho sentito. E mi voglio fermare qua, perché io, se dovessi parlare, rischio pure di finire nei guai. Queste cose qua che iniziano, che appunto, come dicevi tu, uniscono varie anime, si rischia appunto di diventare un'insalata mista, e all'interno del quale qualche ingrediente rischia di far male, perché insomma, alla fine non tutti quanti la pensano allo stesso modo, eccetera. Ma questo è per questa realtà che tu citavi, ma anche a livello nostrano con il Movimento Siciliano d'Azione e con tante altre realtà. Io quello che vorrei capire è anche la via o le vie del possibile, in un certo senso. A cosa mi riferisco? Al fatto che negli ultimi 2 anni hanno visto, per quel poco che si poteva fare di azione civile, prima ancora che politicamente organizzata, determinati soggetti, io poi l'ho detto anche in precedenza, sembra quasi che più le associazioni o i gruppi non partitici si siano rivelati più dinamici, più capaci di mobilitare, anche forse per un rapporto di fiducia, se vogliamo, che non era bruciata da altre esperienze. Però io ho sempre detto che questo va bene nel momento per esprimere una questione nello specifico, le manifestazioni anche in Sicilia
anche di soggetti professionali, le partite IVA, i ristoratori, eccetera, 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 e anche gli studenti in certi casi. Ma poi il momento della rappresentanza politica è inevitabilmente un punto d'arrivo, perché se no lasci i soliti, insomma, dove stanno e ti releghi in una dimensione parallela che non esiste, perché non c'è un'altra società da gestire, la società è sempre una. E invece, appunto, proprio di recente ho saputo che una delle associazioni che più si era distinta per queste iniziative su Catania, per esempio, che si chiama Arca dell'Alleanza, che si muove nel sociale da anni, insomma, fa cose, ed era stata in grado appunto di attirare cittadini in queste occasioni di manifestazioni contro Draghi, contro i DPCM, contro quello che vogliamo. Adesso sta supportando con trasparenza, in maniera esplicita, proprio il partito di Ancora Italia nel contesto della provincia di Catania, tant'è che per la prossima fine di mese è stata organizzata un'iniziativa culturale politica a Via Grande, e chiaramente le forze in campo per creare questa iniziativa sono proprio queste. Ora, credo che al di là poi di come le cose si svilupperanno, però se vogliamo ricostituire una forma di rapporto di determinazione tra la base dei cittadini, compreso il nostro Salvatore, che appunto non vede possibilità di far valere in qualche modo anche le proprie posizioni, dobbiamo farlo a partire da chi effettivamente ha mostrato una certa possibilità, soprattutto una volontà di esserci, e che aiuta, ma è anche parte costitutiva di ciò che poi diventa il momento della rappresentanza politica. Non so se la faccio troppo semplice, Salvatore, però io non vedo altri modi per cui, da quale altra realtà dovrebbe nascere un soggetto è politico. proprio questa la domanda. Questa è proprio la domanda. Da dove? Da quale realtà? Cioè, a chi bisogna in questo momento dare fiducia per dare una delega a essere rappresentati? Cioè, guarda che lo sconforto è tanto. È tanto. Ancora Italia e Italexit, bisogna vedere se avranno la forza di raccogliere le firme e di presentare le liste. Ma quello che mi interesserebbe sapere è il bilanciamento all'interno di queste forze, se è come sempre con il baricentro spostato di sopra del Lazio, oppure è un baricentro, cioè dove tutti siano equamente rappresentati ed equamente si portano avanti progetti e soluzioni che vadano bene sia per Lampedusa che per Campione d'Italia. È questo. Il problema è questo. Il problema è che, come dicevi tu, ci sono così tante realtà in questa espressione geografica che chiamiamo Italia, che riesce difficile a pensare a qualcosa che porti acqua in egual misura a tutti. Da un verso capisco che purtroppo, come è stata impostata sin dall'inizio, il motore economico sta lì sopra e che quindi in qualche modo, per non annaspare, bisogna un pochettino favorire. Però a questo punto il Meridione e la Sicilia è sempre destinata ad arrancare, e questo non mi va bene. E fino adesso io non mi riconosco in nessuna iniziativa che si propina in questo momento. Noi non abbiamo un soggetto e la mentalità per appoggiare questo soggetto alla Sudtirolo Spartai o in Valle d'Aosta l'Unione Valdôtaine. Non c'è questa mentalità, però io vedo che grazie a questi
partitelli territoriali che poi lì in Parlamento fanno la differenza perché ti serve il voto di quel senatore, eccetera, e riescono a condizionare e a portare a casa risorse e ad attuare cose per il loro territorio, né bene né male. Questo io qui non si può fare perché la gente cerca al solito il voto utile e se si presenta qualcosa del genere lo considerano un voto sprecato e continueremo per 76 anni ancora quello che è successo fino adesso. C'è anche da dire, Salvatore, che appunto noi abbiamo anche un po' vissuto in pratica, seppure per un'esperienza che, possiamo dirlo, nostro malgrado non è stata longeva, insomma è stata un po' una stagione, però più che delegare, tanto nel tuo caso quanto nel mio, c'è stato un mettersi a disposizione. Per le scorse elezioni regionali noi non abbiamo delegato la nostra fiducia, la nostra ingenua disponibilità a qualcun altro che poi ha tradito le nostre aspettative. Abbiamo fatto qualcosa di più, direi. Abbiamo aderito a un partito politico regionale e tutto quello che è stato necessario per far sì che questa ipotesi diventasse effettivamente un'opzione disponibile all'elettorato siciliano, noi lo abbiamo fatto. E una parte di elettorato ha risposto. Sì, io a parte a mettermi lì nelle liste per spirito di sacrificio, però avevo aderito tempo prima a questo progetto politico. Materialmente eravamo nelle piazze, nelle stradine di Catania a fare banchetti o quantomeno gazebi, eccetera, con tante di autorizzazione da portare in questura, a comune, eccetera. Lì il problema, e per questo dico non si è pronti a qualcosa del genere in Sicilia, perché i siciliani, e me lo sentivo dire, sì, avete ragione, ma è un voto perso. Sì, va bene, ma ci vuole il voto utile. Il voto utile l'hanno espresso per diventerà bellissima, e mi ripeto, io ancora aspetto l'estetista quella brava che faceva diventare la Sicilia bellissima. E un'altra cosa, c'è stato un errore all'interno dei vertici di quel movimento, ora partito perché è registrato nel registro dei partiti. Si sono forse illusi che volevano subito avere dei risultati. Quello 07, ripeto sempre, che poi in termini numerici 15.000 circa siciliani l'hanno visto come bicchiere mezzo vuoto, e invece doveva essere, stranamente, guarda quale pulpito viene, io notoriamente pessimista, doveva essere visto come il bicchiere mezzo pieno. Erano 15.000 voti, erano semi che bisognava coltivare e con tutte le cure possibili e immaginabili, invece sono stati abbandonati. Ora si ripresentano di nuovo alle regionali dopo 5 anni di silenzio, se non qualche scritta su Facebook, e questo mi dispiace. Se già la gente è un voto perso, pensa ora. Senza dubbio questa tua analisi mi trova d'accordo nel caso specifico di cui stiamo parlando. L'unica cosa su cui io mi distinguo è che stiamo parlando di un partito, di una sua parabola, di sue scelte di vertice, che certo io personalmente non ho condiviso, neanche tu, ma il nostro parere ha contato poco, per non dire niente. Però torno a ciò che diceva appunto questo rappresentante del Veneto: qualunque partito deve essere strumento, e il fatto che una parte della cittadinanza decida di fare la scelta di iscriversi, come appunto è stato il nostro caso a suo tempo, non cambia la natura individuale di ciascuno di noi, non ci trasforma in sacerdoti, chierici o appartenenti a una setta che individua in quell'appartenenza la propria esistenza e
in funzione di quell'appartenenza è disposto a sacrificare anche il diritto di cittadinanza. Tra l'altro la nostra Costituzione è molto esplicita parlando del fatto che qualunque sia stato il soggetto con cui una persona, un candidato viene eletto, una volta eletto non è rappresentante di quel partito, è consigliere comunale, consigliere regionale, deputato o senatore della Repubblica e dei cittadini. Quindi non c'è questa sorta di esercito, no? Di manipolo per cui vai lì con la bandiera. Certo, la bandiera c'è, però puoi lasciare quel gruppo, per esempio, e rimani sempre rappresentante dei cittadini. Con questo cosa voglio dire? Non ho portato, diciamo, alla nostra chiacchierata di oggi l'esempio dei siciliani liberi, perché francamente, per rispetto dei nostri ascoltatori, non lo avrei ritenuto un argomento degno di dedicargli del tempo, ma non per cattiveria, proprio per constatazione di fatto. Tu dici si presenteranno, io ho anche dei dubbi su questo, ma proprio perché ho talmente tanti dubbi sulla minima esistenza al mondo. Dicevo che appunto ho talmente tanti dubbi che effettivamente sarà anche un'opzione reale dal punto di vista della possibilità di voto, che francamente adesso non mi va di dedicare spazio ad ipotesi molto campate in aria, secondo me. Quindi quel minimo di attenzione appunto rispetto alla negazione di qualsiasi prospettiva potenziale, che vuol dire essere privi della possibilità, in quanto elettori, anche poi di fare una scelta, perché tu questo alla fine arrivi a concludere inevitabilmente, tanto oggi quanto il giorno del voto. Io cerco, tra ciò che esiste, ciò che può appunto essere meno dannoso, e soprattutto nella prospettiva che per me è fondamentale, diciamo, di non ripetere, di non proseguire questa esperienza che dicevi tu, non riesci a trovare un estetista all'altezza del compito, no? Siccome questo estetista non c'è, io direi che sarebbe inutile appunto andare avanti con queste operazioni chirurgiche che non so in che mani siano, insomma. Con quelle mani lì non diventerà bellissima di certo. E quindi per me questo è il primo obiettivo, andare verso un'altra realtà di amministrazione regionale. Quale potrebbe essere? Appunto, è chiaro che, lo dicevamo anche nelle altre occasioni, al momento sembra abbastanza, insomma, anche se con l'osservazione che facevi tu, comunque realistica, insomma, l'opzione di De Luca, chissà, però non dobbiamo dimenticare che appunto, se per esempio De Luca a un certo punto fa vedere che in realtà non so, gli hanno dato un assessorato e sparisce, che facciamo? Rimaniamo con l'unica possibilità di votare o per il signor Musumeci o per quello che uscirà dal centro-sinistra, che manco si sa che cos'è. Insomma, è una situazione un po' troppo povera come possibilità. Ma perdonami, ragionando in questi termini, allora già è inutile andare a votare. Io, per quello che mi riguarda, anche se con tutte le riserve eccetera, che comunque ho scritto in privato alla candidata per Siciliani Liberi, io continuerò, anche perché non ci sono altre realtà, a votare Siciliani Liberi. Poi prenderanno lo 0,02, lo 0,01, non ha importanza, è un voto di protesta, nella speranza. Con questo non voglio dire che condivido le scelte dei vertici di Siciliani Liberi, non li ho condivisi nel passato, però dal punto di vista e per il mio modo di vedere le cose non c'è altro, perché ragionando in quel modo, e allora dobbiamo sempre, come al solito, decidere centrodestra, centrosinistra, De Luca, che comunque è figlio sempre di quel tipo di politica. Te l'ho detto, potremo parlare del voto utile o inutile a Siciliani Liberi quando saremo sicuri che questo voto potrà essere dato oppure no, ma questo non dipende da noi. Vabbè, certo. Punto primo. In secondo ordine, quello che io
di cui sono convinto e resto convinto è che alla fine della fiera la dimensione dei contenuti e di cosa viene a rappresentare una proposta politica dipende da quali scelte vengono fatte al suo interno. E allora cosa voglio dire? Un esempio molto concreto. La parabola della Lega in Sicilia, potremmo dire da Roma in giù, ma insomma parliamo della realtà che conosciamo meglio, è stata una parabola che oggi possiamo anche confrontare con quella del Movimento 5 Stelle, possiamo fare una comparazione così da levarci dalle specificità, diciamo, perché dici, ma quelli erano bossiani, erano settentrionali, il Movimento 5 Stelle che era genovese? No, il problema non è stato questo, è stato che in entrambi i casi ad una partenza legittimamente incoraggiante in cui si parlava appunto proprio di quello che tu dicevi e dici sempre, al nord anche hanno i loro rappresentanti, quindi dice se sei federalista, se credi nelle autonomie locali dovresti crederlo anche altrove, e quindi era legittimo pensare che una Lega in Sicilia si facesse portatrice come la cosiddetta Liga Veneta di antica memoria delle istanze del suo territorio. E non è andata così, ma questo bisognava scoprirlo, non credo che si potesse sapere fin dall'inizio, qualche profeta già sapeva tutto. Il Movimento 5 Stelle, la stessa cosa, cioè perché sono passati dal 30% al 2%? Che cosa è successo? È successo esattamente questo, che tu puoi tradire le aspettative che hai fatto sorgere con consapevolezza, cioè intenzionalmente nell'elettorato, però dopo che le tradisci l'elettorato ti sfanculizza, come si suol dire, no? Cioè è fisiologico che avvenga questo. Dici però abbiamo perso tempo, d'accordo, ma io non conosco scorciatoie rispetto al fare una prova, dare fiducia a chi ti dice determinate cose. Non è che i signori 5 Stelle o i signori della Lega venivano qua dicendo distribuiamo la scarpa destra, poi dopo il voto diamo la scarpa sinistra, o i pacchi di pasta, o queste altre forme di clientelismo di bassissimo livello. Si sono presentati con un altro biglietto da visita, poi l'hanno disatteso e peggio per loro, ci ricordiamo le loro facce, ci ricordiamo i loro nomi, si sono bruciati loro. L'elettorato rimane libero di orientarsi altrove, voglio dire, no? Ma in questo è lui il creatore del programma in un certo senso, perché appunto aveva reagito positivamente a quei discorsi. Quindi chi volesse intercettare oggi una parte del voto che si è liberato, è stato abbandonato dai 5 Stelle, sa che cosa deve dire, sa quali sono i punti da toccare che sono nella sensibilità degli elettori. Il problema è cosa succede dopo. Però in questo, nel momento in cui tu stesso, Salvatore, hai avuto la tua esperienza dentro un partito, bene o male, per quanto è stato possibile, hai anche portato la tua soggettività ed esperienza nelle proposte. E penso che fosse giusto che le proposte di ciascuno venissero valutate, messe a confronto con gli altri, cioè essere ingrediente e non solo colui che sceglie il piatto già pronto fatto da altri. Il problema è che è stato sbagliato la persona che avevano messo a Catania in provincia, che ha boicottato tutto quello che veniva proposto. D'accordo, ma questi appunto sono fattori molto chiari, cioè a me piace che questo noi lo comunichiamo a chi ci ascolta, perché non stiamo parlando per astrattezze, è stata un'esperienza concreta che ha mostrato luci ed ombre nel suo farsi. Potremmo scendere nei dettagli di quello che tu hai detto, cioè in che senso questa figura provinciale si è rivelata inadeguata, ma questo sinceramente non credo che interessi granché. No, poi si rischia solo di fare cortile. No. Diciamo che noi abbiamo avuto un'esperienza che si è concretizzata in tutte i suoi aspetti pratici. E questo è una formazione utile. Io per esempio ne ho tratto alcune appunto conclusioni, tra virgolette, che nel momento in cui una nuova formazione politica interloquisce con me
In questo contesto, che poi nel mio caso specifico è una parte, se vogliamo, della provincia di Catania, che è sempre stata considerata un po' zona diversa dal resto, comunque parte dell'isola, diciamo così, e porto quello che è stata la mia esperienza. Se a qualcuno interessa, se invece, come appunto è stato un po', sto vedendo nel caso di altre realtà nuove, si ripete il modello eterodiretto, io lo colgo fin dall'inizio il problema, come lo puoi cogliere tu, insomma. Dico, no, questo non è un buon modo di partire, e quindi, se vogliamo, evito di proseguire in aspettative mal riposte, perché se già partiamo con gli ordini che arrivano da Monza e si calano in una realtà che non conoscono, secondo me si va a sbattere. Lo premetto prima, e quindi proprio in tempo utile rispetto poi alla vera e propria attività di sostegno, di diffusione, insomma. Giustamente uno di questi, forse era sempre questo coordinatore veneto, diceva la cosa più banale del mondo, diceva: siamo noi che ci mettiamo la faccia con i cittadini, perché il cittadino vede il singolo militante che ti sta dando il volantino al banchetto, e quindi il primo a cui deve chiedere: ma tu a ste cose scritto su sto volantino, ma tu ci credi? E se tu sei in buona fede, o dici: guarda, per me sono tutte fregnacce, però mi hanno dato 20 euro, quindi mi sto guadagnando la giornata come se fossero i volantini del supermercato, no? Oppure dici: no, non mi hanno dato 20 euro, anzi ci ho messo 20 euro di nafta io per arrivare fino a qua, però ci credo perché tra l'altro è una realtà in cui ho un ruolo, vengo ascoltato, c'è una democrazia interna, e le altre persone che ne fanno parte sono dei galantuomini, diciamo, degni di rispetto, quindi ci metto la faccia. Tutto ciò, Salvatore, è fondamentale per qualsiasi partito, perché senza i galoppini, diciamo, che ci mettono le energie, non si va da nessuna parte. Nessun partito riesce a vivere senza la militanza, non esiste questo discorso. Gli stessi 5 Stelle non è che hanno preso il 30% perché c'avevano la pagina Facebook, o il signor Casaleggio col sito, hanno preso il 30% perché grazie alla pagina Facebook, a Instagram, a quello che ti pare, milioni di giovani, di persone, di cittadini si sono messi in moto e hanno fatto un lavoro enorme in tutta Italia. È stato un sogno, un'illusione, chiamala come vuoi, ma quel coinvolgimento si attiva se viene motivato, e quando viene motivato vuole giustamente che poi si tenga conto di quelle che sono le richieste che vengono dal basso. Noi semplicemente dovremmo, secondo me, imparare a fare patti chiari fin dall'inizio, ed è quello che io sto cercando in qualche modo per parte mia di constatare, perché a volte, come hai visto, parliamo di Ancora Italia, a volte parliamo di Italexit, abbiamo parlato della Donato, poi tu ogni tanto citi i sicilianisti, io non ne parlo più di tanto, ma è chiaro che stiamo guardando a queste opzioni. Certo non ci mettiamo a parlare del signor Cuffaro e della sua carriera politica futura, no? Io non ho aspettative da quel punto di vista, anzi, mi dicono che è molto bravo con le aziende vinicole e le cantine, ecco, perché non si dedica al 100% a fare buoni vini e lasciasse in pace, non inquinasse più il panorama della politica siciliana, insomma. Ma senza tutto ciò, appunto, sia le prossime regionali che tutti gli altri appuntamenti diventano un qualcosa che ci vede un po' in esilio, ma per autoesclusione, e questo secondo me non fa bene alla nostra salute. Io però questo fatto di non parlare del mondo sicilianista, non lo so, cioè, se deve esserci una par condicio, si dovrebbe parlare non solo della Donato, della Ancora Italia, Italexit, però bisognerebbe parlare anche di queste realtà, anzi forse magari invitando qualcuno di questi, in modo per dare la possibilità in modo equo a ciascuno di dire la sua. Allora, una delle proposte che
avevo fatto io quando ancora ero iscritto, avevo responsabilità, diciamo, a livello locale, era quella di fare appunto dei programmini, cioè praticamente quello che stiamo facendo noi ora. E non sono stato sufficientemente capito, o forse io non sono stato in grado di farmi capire, perché vedi, con certi argomenti tu riesci a spiegare un pochettino la tua posizione e riesci magari a raggiungere prima i 50, poi fai 60, poi man mano magari arrivi a coinvolgere, perché chi è che ti va a ascoltare queste piccole trasmissioncine? È gente che comunque è interessata ed è probabile che in quei 100, 140, 200 persone, possibilmente l'80% ti segue perché comunque condivide un certo pensiero. E di questo non sono stato capito allora. Raccolgo la tua osservazione e la rilancio. Insomma, voglio dire, eventualmente, cioè, e così magari quelle 10, 20, quelle che sono persone che ascoltano possono farsi un'idea e magari, non lo so, prima che si chiuda la campagna elettorale, magari invitarli tutti quanti e così si acchiappano lì in diretta e fare una sorta di tribuna politica. Vado troppo avanti, Leone. La povera candidata 5 Stelle Floridia aveva dovuto mancare agli ultimi incontri perché poverina si è ammalata, quindi in questo senso, cioè, più aumenti il numero e più rischi che qualcuno abbia obiettive difficoltà. In ogni caso, vedi, noi oggi dobbiamo considerare anche l'epoca e il contesto in cui ci muoviamo, nel quale soprattutto a livello regionale, eccetera, è difficile essere censurati al punto come io mi ricordo nel 2012 l'occupazione violenta, tra virgolette, insomma l'occupazione simbolica del teatro ABC a Catania da parte del gruppo dei Forconi, perché il candidato Mariano Ferro si sentiva un po' messo da parte rispetto a Musumeci, Miccichè, Crocetta, insomma gli altri, no? Per fortuna, devo dire, sono passati 10 anni, oggi le esperienze anche di trasmissione diretta di chiunque che si mette davanti un pezzo di cellulare e fa la diretta su Facebook, no? Cioè, in fondo il ruolo di mediazione giornalistica o non giornalistica come la nostra diventa quasi superfluo per chi vuole comunicare con un elettorato. Ecco, per esempio la Donato stessa si è fatta la sua pagina Telegram, cioè si è gestita il suo profilo sui social, non è andata a chiedere spazi e spazietti a destra e a sinistra. Quindi per questo io ti dicevo con spirito di servizio, e se loro ritengono che la cosa gli possa giovare, noi siamo qui, noi faremo gli osservatori come abbiamo fatto fino ad oggi, daremo più fiducia, diciamo, esprimeremo la nostra personalissima preferenza, che poi magari una è la tua e un'altra è la mia, i nostri indirizzi per chi ha fiducia nei nostri ragionamenti o si ritrova nelle motivazioni che diamo, e non è che le buttiamo lì, vota Antonio, vota la trippa, insomma, di solito cerchiamo di... No, ma dico, anche se dovessimo arrivare a una dichiarazione di voto più esplicita, cosa che non credo che sia uno scandalo. L'ho fatto poco fa. Io l'ho fatto poco fa. Tu l'hai fatto poco fa, ma bisogna vedere se appunto potrai farlo anche nell'urna, se no ne devi fare un altro. Vabbè, certo, no, quella è l'intenzione. Quella è l'intenzione. Se poi quello non avviene, la devi sostituire con una realistica. Ma in ogni caso, dico, cerchiamo sempre di dare il percorso di analisi, appunto, alla luce del quale noi raggiungiamo una certa volontà, un certo orientamento. Quindi assolutamente sì, poi io, se vuoi, a volte mi faccio portatore, appunto, come ti dicevo, invito tutti, e qui troverete i link alle 2 giornate su YouTube di questo congresso di un partito, quindi tutto quello che hanno detto loro andatelo a sentire. Io ho solo fatto qualche piccolissimo flash delle cose che mi avevano colpito di più, insomma, anche perché sono svariate ore di
di trasmissione, se avete il tempo, buon per voi. E quindi fin qui direi che più o meno abbiamo fatto il punto rispetto anche alle novità che sono venute fuori. E Salvatore, dedicherei gli ultimi minuti a quel poco o tanto, non so, io poi meno di te sono in grado, quando la quantità di informazioni diminuisce drasticamente, di riuscire a mantenere un po' un quadro nell'ambito, stiamo parlando della politica estera, insomma, ho sentito che ormai il povero presidente ucraino non lo vogliono più da nessuna parte, sembra che non funzioni più come prima dal punto di vista del successo mediatico, quindi a maggior ragione è stato negato la partecipazione, guarda un po' a quello che era la riunione dei paesi del BRICS, insomma di non allineati al pensiero diciamo della NATO e comunque degli Stati Uniti. Con un minimo di soddisfazione possiamo dire che visto che la caduta di Draghi, come tu giustamente accennavi, si inserisce in un contesto di gente che casca, insomma, un po' qua e là, devo dire che la nostra ultima copertina della settimana scorsa con un Vladimir Putin che assisteva allo spettacolo sgranocchiando popcorn era abbastanza profetica, cioè queste cadute sono continuate. Allora di questa puntata deve mettere Putin che stappa lo spumante, nella fattispecie gioiva tanto della caduta del governo Draghi che ha mandato più gas all'Italia. Per esempio. Comunque, vai. No, niente, cioè, dicevo appunto che Zelensky un pochettino si era cercata di essere invitato in un ambito di persone, cioè di stati che non condividono per niente le scelte filo statunitensi. La novità è quella che pare che Erdogan, il dittatore, sia riuscito a strappare questa firma per far uscire il grano ucraino e quindi raggiungere i porti dei paesi che lo acquistano. Stamattina cercavo di cercare un telegiornale all'ora di pranzo, ma avrà qualche problema col caldo l'antenna e non si vedeva, e ho ripiegato a TG5. Io non lo so se certe notizie possono essere fatte credere solo a persone con problemi, cioè con psicoelesi, cioè neurolesi. C'era una notizia che è data come, non lo so come interpretarla, cioè c'erano dei bambini in Ucraina, non facevano vedere il volto, con armi finte, loro dicono che erano finte, che per dare una mano all'esercito facevano dei checkpoint. Adesso io lì per lì dico, ma fatemi capire, cioè, perché secondo me qualsiasi sia lo scopo è un crimine. Allora, innanzitutto metti i bambini, giusto, con armi finte a fare un checkpoint, giusto, allora me li stai considerando sacrificabili, perché io voglio sapere, uno da lontano che vede un'arma, vai a vedere se è un'arma vera o un'arma finta, e comunque se ti fa. E infatti in questi giorni ultimamente è bombardato, morto un bambino, che ci fanno i bambini in certi posti? E allora li state utilizzando. Secondo, se invece di essere l'arma finta, perché non ha senso fare un checkpoint con l'arma finta, cioè non è che stiamo facendo un videogioco, cioè voglio dire, è demenziale anche dare questa notizia. Cioè, siamo ritornati quando prima dell'invasione, che si vedevano tutte le file di gente che andava a ritirare il proprio fucile, e poi trovati civili morti. Ma chi te lo dice che prima non avevano un fucile in mano?
Io non sono filoputiniano, però quando sento certe notizie e ti invito a cercare la puntata di oggi del Luna, cioè non lo so, per me è demenziale. Poi io mentre ti ascoltavo, perché l'ho saputo da te, perché non avevo visto il telegiornale, eccetera, le mie domande si affollavano, perché non solo sulle armi vere o finte, ma anche su tutto il resto, perché a questo punto, cioè, io sono nella nebbia più assoluta dal punto di vista della comunicazione di un fatto, qualunque esso sia, soprattutto da quei contesti. Per me può essere anche un videogioco in un certo senso, cioè non ho più punti di riferimento per dire c'è una parte di verità, ecco, per dire. Ma al di là di questo, secondo me è un'azione criminale, o cioè criminale, dovrebbero sedere veramente sul banco degli imputati. Chi sta utilizzando, se è vera questa notizia, così, questi bambini, e secondariamente anche i genitori di questi bambini, che come minimo con un colpo di pala gli avevano spaccare la testa. Cioè, voglio dire, non sta né in cielo né in terra. Cioè, non lo so. È stata una notizia da dare così. Io ho le mie riserve. Io le condivido le tue riserve, mi viene solo un esempio storico in mente dell'ultimo episodio di patriottismo italiano legato alla Resistenza. Sappiamo che a un certo punto anche della propaganda, se vogliamo, ma comunque della comunicazione di una sorta di battaglia di popolo, insomma, nelle famose giornate di Napoli, con gli scugnizi che tiravano le bombe a mano alle autoblindo o altre situazioni del genere, metterci in mezzo anche i bambini quasi quasi dovrebbe accrescere appunto questo valore corale di dire tutti insorgono, donne, bambini, vecchi, invalidi, tutti si immolano per la causa comune. Tant'è che, se ti ricordi, all'inizio di questa guerra in Ucraina c'era una foto che girava di una ragazzetta seduta su una finestra col mitra in mano, come dire, vedi, l'infanzia rubata, ma rubata da chi? Dal perfido nemico, non dal tuo governo, però, che ti mette il mitra in mano. No, per dire che è una cosa che può essere interpretata retoricamente nei due sensi, e forse l'intenzione era quella di coinvolgere il pubblico occidentale in questa coralità, ma poi l'effetto, il tuo è stato il tuo. Nelle 4 giornate di Napoli, gli scugnizi che buttavano le bombe a mano, ma erano bombe a mano vere, che prendevano il mitra del cadavere a terra e sparavano. Era un mitra vero. Ma la notizia che fanno i checkpoint con armi giocattolo, cioè, è demenziale. Sì, senza dubbio, questa è una strana innovazione nei racconti di guerra. Di questo non l'avevo sentito mai, effettivamente. Comunque, anche in Vietnam si avvicinavano i bambini vicino agli elicotteri degli americani, eccetera, eccetera, con la scusa di chiedere la cioccolata, buttavano la bomba lì dentro. Cioè, è capitato, per carità. Ma la notizia data lì, checkpoint con armi, giocattolo, secondo me è proprio, ci siamo bevuti il cervello e siamo arrivati al massimo, ecco. È chiaro, è chiaro. E comunque registriamo nella nostra, diciamo, settimanale cronaca degli eventi che complessivamente tutto l'argomento del destino dell'Ucraina, ma anche nostro in generale. Ora poi chi ci mandiamo in Algeria, Salvatore, a mendicare un po' di gas? Adesso sarà un problema, insomma. A proposito di Algeria, io ho letto che il gas algerino viene estratto da Gazprom, cioè non importiamo il gas dalla Russia, diamo i soldi all'Algeria che a sua volta paga Gazprom per fare estrarsi il suo gas, e quindi arrivano sempre in Russia. C'è altra demenzialità assoluta. Però noi abbiamo le sanzioni che stanno facendo soffrire Putin e tutti i putiniani, insomma.
Tu non hai idea di come soffrono, sento le loro grida da qui. Sì. Che proprio... Ci sono le bollette che mi sono arrivate che gridano. Ah, ecco, e penso che non hai l'esclusiva in questo, e anzi solidarizziamo con tutti coloro che ci ascoltano e sanno di non essere gli unici, purtroppo. Bene, ci ho detto, abbiamo esaurito gli argomenti della nostra puntata di oggi, e quindi vi invitiamo come sempre a seguire il canale YouTube, a iscrivervi, a utilizzare il canale Telegram, che è tanto comodo e facile per anche notizie durante la settimana di cui non parliamo in trasmissione, quindi sono degli elementi in più. Quindi iscrivetevi, parlatene anche con gli amici, insomma fate crescere questo spazio, perché poi possibilmente, se ci fate crescere, qualche grande futuro statista siciliano ci considererà più interessanti come spazio di comunicazione, perché a loro interessate voi, interessa il pubblico, certo non la nostra presenza, e quindi è tutto un meccanismo che funziona come ben sappiamo. Ci ho detto, ci diamo appuntamento alla prossima settimana e vi salutiamo e vi diamo l'arrivederci. Arrivederci.